Pensiero del giorno, sabato 9 marzo. Riconoscersi bisognosi del perdono di Dio. Perdona l'offesa del tuo prossimo e quando pregherai ti saranno perdonati i tuoi peccati. Dal Libro della Sapienza, capitolo 28, versetto 2. Queste parole non solo ci invitano a perdonare, ma ci ricordano che il perdono è la condizione necessaria perché anche noi possiamo essere perdonati. Dio ci ascolta e ci perdona nella misura in cui sappiamo perdonare. Gesù stesso ci avverte: la misura che userete la useranno su di voi. Matteo capitolo 7, versetto 2. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Matteo capitolo 5, versetto 7. Infatti, se il cuore è indurito dall'odio, non è nemmeno in grado di riconoscere e accogliere l'amore misericordioso di Dio. Come vivere dunque questa parola? Certamente perdonando subito se c'è qualcuno in cui non siamo ancora riconciliati. Ma questo non basta. Sarà necessario frugare nei recessi più profondi del nostro cuore ed eliminare anche la semplice indifferenza, la mancanza di benevolenza, ogni atteggiamento di superiorità o di noncuranza nei confronti di chiunque ci passi accanto. Chiara Lubick, stralci del commento alla parola di vita dell'agosto 2002.